Eccola qua. In giro per Camisano. Non go a bicicletta perché memoria massa. E il cambiamento non lo fa una persona, lo fanno i veneti il cambiamento. Mi raccomando, tanta campagna sto giro, perché se cambia. State tranquilli che se la me parola. La bella suocera sì. Beh, non ancora suocera, però spero di diventare. Socia. Il tour de force vostro. I fondi strutturali europei vanno spesi tutti fino all'ultimo centesimo. Sottolineare il fatto che per la prima volta un candidato alla presidenza della regione visita il nostro paese. Questa è la Sebea, guarda che sei un grande insegnamento. La destra è ma a me piace. Il servizio civile è una grande opportunità. Secondo il governo Renzi sì, ha investito 50 milioni di euro. A Zaia e alla Donazzano questa cosa non interessa. E non l'ha inserito il servizio civile all'interno del piano Garanzia Giovani, che dovrebbe partire per 162 ragazzi il 4 maggio. Non si sa se partirà. Da Presidente garantirò i pagamenti agli enti di formazione e aumenterò le risorse per il servizio civile regionale. Quando il turista viene in Veneto chiede la banda larga e richiede strutture ricettive innovative. Nei primi 100 giorni le USL le taglio. Ma radicalmente le USL non sono gli ospedali, è un prenditore. Tu risparmio 50 milioni di euro l'anno che mi serviranno per creare 330 presidi ospedalieri territoriali. Se la politica regionale fosse all'altezza dei veneti non saremmo secondi a nessuno. Arrivederci a tutti. Ciao. Arrivederci. Grazie. Come hai fatto a fare l'altopiano in un giorno? Un giorno, hai visto che roba? Noi spendiamo ogni anno 11.200.000 euro solo di vitalizi. Allora noi li ricalcoliamo. Io l'ho detto, la prima roba che faccio, ricalcolo i vitalizi in base contributiva.